Sarebbero stati avvistati da un residente in via Codalunga, Mignagola di Carbonera, due uomini vestiti di nero in sella ad uno scooter scuro con bande grigie e casco integrale grigio, l'esatto identikit dei due rapinatori che mercoledì pomeriggio hanno aggredito e picchiato selvaggiamente una donna quarantenne che percorreva in bici via Schiavonesca a Ponzano per derubarla del marsupio. I carabinieri, con il supporto delle polizie locali dei diversi comuni dove si sono verificati gli avvistamenti, stanno indagando e passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per arrivare all'identificazione dei due rapinatori. Sicuramente il colpo non era improvvisato. Lo scooter era stato infatti modificato con una cerniera che ha consentito ai due di alzare la targa pochi istanti prima di aggredire la donna. La quarantenne è ancora profondamente scossa per l'accaduto. Nel pestaggio ha riportato un trauma cranico, una ferita all'occhio che è stata suturata e poi varie contusioni alla spalla e alle gambe, frutto dei calci e pugni con i quali i due malviventi si sono accaniti su di lei dopo che era caduta a terra.